Un caro saluto a tutti, ci ritroviamo ancora qui per concludere il nostro discorso sul Sinodo. Nell'incontro precedente abbiamo parlato del documento finale della seconda sessione dell'Assemblea Generale dei Vescovi, che è stato presentato da Papa Francesco con l'accompagnamento, una nota di accompagnamento di Papa Francesco, in cui, come si diceva, Papa Francesco non ha voluto personalmente scrivere un documento, ma si è limitato semplicemente a fare alcune osservazioni, perché è compito del discernimento dei pastori alla luce dello Spirito Santo, raccogliendo i frutti dell'ascolto del popolo di Dio, elaborare il documento finale. Quindi nelle chiese locali si devono avviare processi di cambiamento e di conversione all'interno della propria Chiesa. Il documento finale, promulgato dai vescovi e che deve accompagnarci ora per tutto il periodo giubilare, fa delle osservazioni di un'importanza enorme che cerchiamo di sintetizzare molto brevemente. Innanzitutto si sottolinea ancora una volta che il cuore della sinodalità consiste nel fatto che nella Chiesa lo Spirito Santo chiama tutti alla conversione. Parlavamo di conversione come cambiamento di paradigma mentale, che ci fa vedere la Chiesa come popolo di Dio in cammino. Quindi la sinodalità vuole essere soprattutto profezia di conversione alla spiritualità sinodale. Chi si aspettava da questo sinodo un documento normativo rimarrà un po' deluso, perché non troverà delle norme che dicono che cosa si deve fare. In effetti, la sinodalità si afferma come profezia di conversione alla spiritualità sinodale. In altre parole, questo è un sinodo sul sinodo e sulla sinodalità, come è stato detto fin dall'inizio. Infatti, il documento continua nel punto 5 a dire che il popolo di Dio è chiamato alla santità. Fare un cammino, un itinerario sinodale, convertirsi alla sinodalità, significa, in altri termini, secondo appunto questo documento dei padri, significa aprire un cammino di conversione verso la santità. Ma il processo sinodale non si conclude con l'assemblea dei vescovi. Quando l'ultima assemblea dei vescovi promulgherà l'ultimo documento sinodale, non sarà quella la fase conclusiva del sinodo. La vera fase del sinodo comprende necessariamente la fase attuativa, la ricezione di quanto è emerso durante la celebrazione del sinodo e l'attuazione del cammino sinodale nelle chiese locali. I cristiani, i battezzati, al punto 9 del documento leggiamo: i cristiani sono missionari della sinodalità. Proseguire il cammino di battezzati con una metodologia sinodale. Quindi il metodo della consultazione che abbiamo sperimentato in questi anni di sinodalità, il metodo di consultazione, di discernimento, devono diventare abituali, costume normale
nella vita della Chiesa, in tutte le realtà di Chiesa, per arrivare ad un discernimento condiviso e sapendo individuare anche modalità concrete e percorsi formativi, perché se non c'è una formazione non si arriva sicuramente alla sinodalità. Nel punto 11, il documento dei vescovi parla di conversione delle relazioni nella Chiesa. Al punto 12 il documento continua: poiché la sinodalità è la dimensione costitutiva della Chiesa, richiede la conversione dei sentimenti, delle immagini e dei pensieri di tutti i battezzati. Quindi occorre assolutamente cambiare mentalità e solo così si procede anche alla conversione dell'azione pastorale. Lo stesso documento al punto 12, al punto 17 parla di gusto spirituale di essere popolo di Dio. Il popolo di Dio deve provare gusto di essere membro di questo popolo, perché il popolo di Dio, continua il documento, è soggetto della sinodalità, in comunione con il vescovo di Roma, perpetuo e visibile principio e fondamento dell'unità della Chiesa, perché questo principalmente è la funzione e il compito del vescovo di Roma, di essere un perpetuo e visibile principio e fondamento dell'unità della Chiesa. Il documento, sempre al punto 19, sottolinea ciò che è tanto caro a Papa Francesco e in questi anni del suo pontificato ha caratterizzato veramente la nota principale di tutto il suo pontificato, ma non soltanto del suo, come ben sappiamo. Al punto 19 il documento afferma: nel cuore di Dio c'è un posto preferenziale per i poveri. In loro la comunità cristiana incontra il volto e la carne di Cristo. La Chiesa è chiamata ad essere povera con i poveri. Al punto 30 si dice: la sinodalità è lo stile peculiare della Chiesa. Punto A, perché qualifica la vita e la missione della Chiesa e, come già abbiamo detto, è il suo modus vivendi e operandi, il che significa che il camminare insieme, il riunirsi in assemblea, l'essere convocati dal Signore Gesù nella forza dello Spirito Santo per annunciare il Vangelo è la caratteristica principale della sinodalità e della vita della Chiesa. Si parla nel documento in modo piuttosto dettagliato anche delle strutture e dei processi sinodali all'interno della Chiesa cattolica. La sinodalità infatti designa in senso più specifico quelle strutture e quei processi ecclesiali in cui la natura sinodale della Chiesa si esprime a livello istituzionale. Quindi non si tratta soltanto di un ascolto generico del popolo di Dio, ma di creare veramente degli organismi che funzionino sempre, ponendo alla base di tutto l'ascolto e l'unione del popolo di Dio. Tutto questo deve avvenire in comunione collegiale e gerarchica. Con la sinodalità la Chiesa è convocata
dall'autorità competente, coinvolgendo in modi diversi a livello locale, regionale e universale tutto il popolo di Dio sotto la presidenza dei vescovi in comunione collegiale e gerarchica con il vescovo di Roma. Quindi vediamo che il Sinodo non intende fare una rivoluzione democratica all'interno della Chiesa, vuole piuttosto riconoscere a tutti i battezzati il ruolo di popolo di Dio che cammina insieme ai propri pastori, che fa profezia insieme ai propri pastori. Nel punto 32 dello stesso documento si parla dell'unità della Chiesa come armonia. Infatti, sinodalità non è democrazia, non è caos, non è confusione. Sinodalità equivale ad armonia nelle relazioni del popolo. Quindi armonia nella famiglia, si dice al punto 35, perché innanzitutto all'interno della famiglia, piccola chiesa domestica, che si vive la ricchezza dei rapporti tra le persone. Quindi la famiglia deve riscoprire la sua dimensione sinodale al suo interno, e le famiglie rappresentano un luogo privilegiato per apprendere e sperimentare le pratiche essenziali di una Chiesa sinodale. Relazioni nuove, quindi, in tutte le realtà e in tutte le istituzioni di Chiesa. Molti in questo processo hanno espresso la gioia di poter far sentire la loro voce, e non è mancato chi ha condiviso la sofferenza di sentirsi anche escluso o giudicato. Quindi è importante ricordare che l'ascolto deve abbracciare veramente tutti, come si dice al punto 56. Quindi l'ascolto anche di chi patisce esclusione ed emarginazione, che rafforza la consapevolezza della Chiesa, che farsi carico del peso di queste relazioni ferite fa parte della sua missione. In una parola, il Sinodo non vuole escludere assolutamente nessuno. Nel suo processo, nel suo cammino, nel suo itinerario nuovo, intende abbracciare tutti, includere tutti, non escludere nessuno. In questo senso il Sinodo è profezia e nello stesso tempo anche speranza. Osservate la pianta di fico e tutti gli alberi, dice Gesù. Capite voi stessi, guardandoli, che ormai l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. Luca 21, 29, 31. Quindi le parole del Vangelo, le parole di Gesù ci incoraggiano perché siamo sulla buona strada. La speranza ci deve guidare in questo itinerario. La speranza che viene definita la virtù più piccola, ma è anche la virtù più forte, la virtù che tiene per mano la fede e la carità. La speranza dipende dalla fede, dà forza alla fede e promuove la carità. Il significato biblico della speranza è la preparazione del regno di Dio attraverso i segni di cura e di comunione che anticipano il regno divino nel mondo nello spirito delle beatitudini. Una speranza quindi costruttiva, che ci porta a desiderare con Papa Francesco un cambiamento, un profondo cambiamento. Come diceva Papa Francesco ai movimenti popolari in Bolivia nel 2015, noi vogliamo un cambiamento, questo sistema non regge più,
non lo sopportano i poveri, non lo sopporta la terra, la sorella madre terra. Dante, nel Paradiso, canto 25, versi 67-68, dice: spene è un attendere certo della gloria futura. L'Apocalisse, l'ultimo libro delle scritture sacre, si conclude con queste parole: io, Gesù, sono la radice e la stirpe di Davide, la stella radiosa del mattino. Lo spirito e la sposa dicono: vieni, e chi ascolta ripeta: vieni, Maranatà, vieni, Signore Gesù. Colui che attesta queste cose dice: sì, vengo presto. Amen. Vieni, Signore Gesù, Maranatà. Un caro saluto a tutti, grazie dell'ascolto, nella speranza che la fase attuativa del Sinodo trovi molti desiderosi di attuarlo. Buonasera.